Quando andiamo in montagna una delle maggiori preoccupazioni è il fatto di perdersi. Per evitare questo ci sono vari accorgimenti. Innanzitutto leggere le guide, che possono avere una descrizione abbastanza dettagliata degli itinerari. Spesso ci sono delle cartine geografiche allegate all'itinerario stesso. Oppure consultare una mappa di uso commerciale che noi più o meno abbiamo sempre utilizzato nelle nostre escursioni. I più evoluti si avvalgono di strumenti come altimetri o bussole che possono eventualmente creare un azimuth per identificare il punto all'interno della mappa stessa. Ma tutto questo a volte non basta, perché i sentieri spesso sono privi di segnaletica. Per evitare di perderci esiste uno strumento elettronico che negli ultimi anni ha avuto un boom veramente notevole in tutta la mobilità. Parliamo del GPS. Il GPS ci permette quindi di inseguire una traccia ed evitare di andare fuori sentiero. Andremo a scoprire come acquisire la traccia GPS e soprattutto come inseguirla. Ci troviamo a Cison di Valmarino, dove effettueremo un percorso ad anello che passa per Caseraola e la Via dell'Acqua. Contemporaneamente effettueremo una registrazione della traccia GPS. E per far questo io utilizzo uno strumento da polso, è questo, il Garmin 910 XT. Dico Garmin, ma ci sono tanti altri marchi come Suunto, Timex oppure Polar. Quello che andiamo a fare oggi, ovvero la registrazione della traccia GPS, non è necessaria da parte vostra qualora abbiate soltanto l'interesse di inseguire una traccia dei sentieri da me raccontati nei miei libri, perché queste tracce io le ho già realizzate e sono a disposizione gratuitamente nel sito della casa editrice. Bene, siamo all'inizio del nostro itinerario, non ci resta che premere il pulsante start del ricevitore satellitare e cominciare a camminare. Partiamo! Durante il nostro cammino, il dispositivo GPS registra punto per punto il nostro movimento, con una precisione legata al segnale della rete di satelliti disponibili in quel momento. Guardando il display si può consultare la traccia percorsa ed inoltre sono visibili altri dati tecnici molto importanti. Bene, siamo ormai al termine della nostra escursione, fra pochi minuti chiudiamo l'anello alla chiesa di San Silvestro nei pressi di Cison di Valmarino e abbiamo appena percorso la Via dell'Acqua. Durante l'itinerario ci siamo divertiti ad osservare il display del nostro dispositivo GPS che ci dava diverse informazioni, come ad esempio la distanza percorsa, il tempo parziale, la quota altimetrica e la velocità ascensionale, ma ci sono tantissimi altri dati che possono essere programmati a piacere. Non dimentichiamoci di spegnere il dispositivo, perché altrimenti lui continua a registrare la traccia GPS anche dopo la nostra escursione, mentre magari stiamo guidando. Non ci resta che tornare a casa per scaricare i dati e fare le considerazioni. Osserviamo come scaricare i dati dal dispositivo GPS, in questo caso tramite un micro ricevitore USB wireless. La traccia viene recepita dal software di gestione online del costruttore, in questo caso Garmin Connect. Scegliamo dal menu il nostro giro appena caricato e analizziamo i dati tecnici, come ad esempio la distanza percorsa, il tempo totale e parziale, il dislivello, le calorie, oltre ai grafici altimetrici e la mappa con la traccia evidenziata in rosso. Quest'ultima può essere espansa visualizzando i più piccoli dettagli tramite immagini satellitari. In rete sono disponibili altri software di visualizzazione e analisi delle tracce GPS, alcuni gratuiti come GPS Track Editor che permette la modifica dei singoli punti.
oppure il più famoso Google Earth, anch'esso gratuito. In questo caso, per aprire il file GPS è necessario agire sul menu a discesa relativo al tipo di file, tutti i file, perché di default il software propone l'estensione proprietaria. Non appena individuata la cartella, il nostro tracciato verrà visualizzato con un dettaglio satellitare leggermente inferiore a Bing, ma con il grosso vantaggio di poter scegliere la visualizzazione tridimensionale delle montagne, similmente a quanto proposto da altri software come ad esempio 3D RTE. Ciò permette di modificare la prospettiva e il livello di zoom con il semplice uso del mouse. Abbiamo visto nella prima parte come si registra una traccia GPS. Ora è il momento di utilizzarla e di inseguirla quindi. In commercio ci sono degli strumenti dedicati, specifici, ma ci sono anche delle semplicissime app che vengono installate nel vostro smartphone. Io utilizzo ad esempio la app Easy Trails Pro, una versione professionale, che permette appunto di visualizzare sullo schermo del vostro telefonino la posizione esatta in cui ci si trova rispetto alla traccia precaricata. La prima cosa da fare è l'esportazione del file GPS. Per far questo torniamo nel software di gestione del costruttore, nel nostro caso Garmin Connect, ed esportiamo la traccia nel formato generico GPX. A questo punto apriamo l'app Easy Trails Pro sul nostro smartphone e attiviamo la condivisione Wi-Fi alla rete domestica. Il sistema propone un indirizzo IP che andremo a digitare nel browser del PC, instaurando il collegamento FTP con il telefonino. Ciò consentirà di eseguire l'upload della traccia verso il dispositivo e di visualizzarla immediatamente nell'apposita schermata grafica. Le tracce si possono importare anche tramite altri servizi, come ad esempio l'allegato ad una mail, oppure prelevandole dagli archivi locali o remoti come il cloud storage Dropbox. La visualizzazione della mappa sulla app è la medesima. Apriamo ora l'app Easy Trail e scegliamo la traccia in questione. In un attimo possiamo vedere sullo schermo l'immagine satellitare tramite il servizio Google oppure Bing, quest'ultimo con una definizione decisamente migliore. Il puntino che lampeggia è la nostra posizione. Ci troviamo nei pressi di Caseraola in un punto abbastanza critico, in quanto ci sono alcuni sentieri che si diramano proprio in questo punto. Non sappiamo se andare in questa direzione oppure in questa. Cartelli non ce ne sono, per cui è molto utile l'utilizzo del nostro palmare, vedendo appunto sul display da che parte si orienta la traccia GPS. Nei punti critici è sufficiente osservare la mappa sul nostro smartphone e identificare visivamente la corretta direzione, anche se manca la copertura telefonica. Per concludere, abbiamo visto come registrare una traccia GPS, come trasferirla nel PC, come riversarla nel nostro smartphone e come inseguirla durante l'escursione. Siamo pronti ora ad affrontare le nostre montagne con maggiore sicurezza.